troviamo in una cornice meravigliosa, immersa nella natura, vicina ai Colli Euganei. Siamo al Parco Frassanelle e oggi è stata presentata qui una modalità diversa di godersi la vacanza in ville, castelli e dimore del Veneto. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Giulio Vallortigara Valmarana, capofila di Ville, Castelli e Dimore, la vostra associazione di che cosa si occupa e perché siamo qui oggi? Sì, grazie. Allora noi siamo oggi a Parco Frassanelle, è stata organizzata una conferenza stampa per raccontare al pubblico di questo progetto particolarmente stimolante e importante che abbiamo concepito ormai quasi 4 anni fa, anche se poi lanciato al pubblico un annetto abbondante fa, di un'aggregazione che si chiama appunto Ville Castelli Dimore, che racchiude oggi già ormai 35 ville, dimore storiche e castelli ubicate in maniera capillare in tutto il territorio veneto, quindi dai piedi delle Dolomiti fino al delta del Po e dalle sponde del lago di Garda, della Valpolicella, per arrivare poi alle porte di Venezia, quindi rappresentando un po' tutte e 7 le province venete, le quali si sono aggregate appunto con l'obiettivo di mettere a sistema tutta la frammentata ma particolarmente rilevante offerta turistica, esperienziale e di eventi che queste dimore appunto offrono al pubblico. Uno degli obiettivi appunto che questo progetto si è posto e che sta continuando il suo percorso con un interesse sempre più importante è quello di far conoscere al vasto pubblico appunto l'importanza di questa offerta, che va da appunto visite culturali e museali alle dimore storiche aperte al pubblico, fino ad eventi come matrimoni, eventi business, conferenze, cene e quant'altro, per passare poi a ville che offrono ricettività alberghiera o extra alberghiera, fino appunto a toccare anche dimore che sono note per essere cantine vitivinicole per produzione appunto di vino da decenni o anche secoli in qualche caso. Principessa Isabella di Collalto, voi avete una tradizione storica radicata nell'ospitalità e questa aggregazione di ville e dimore storiche lo testimonia. Oggi poi parte una proposta rimodulata, nuova. Devo dire che è un progetto particolarmente intelligente, lungimirante, qualcosa di cui avevamo veramente bisogno in Veneto. Tutti noi siamo estremamente individualisti e il fatto di riuscire a riunire una trentina di ville all'inizio in un progetto comune è stato qualcosa di assolutamente straordinario. Noi da parte nostra come Castello di San Salvatore avevamo già un'esperienza maturata un pochino nel corso degli ultimi decenni. È un dato di fatto che con Ville Castelli Dimore ci siamo trovati in contatto con un gruppo di professionisti, il gruppo che ci ha guidato, e con dei progetti particolarmente mirati a quello che è il progetto di sviluppo che abbiamo tutti noi, ovvero sia quello di un turismo di qualità, un turismo che apprezza non solo le belle cose, ma che apprezza anche la qualità di soggiorni in strutture che nulla hanno a che vedere né con gli alberghi, né con i campeggi, come è stato detto, neppure con i bed and breakfast, ma qualcosa di unico che ha una propria identità. Ulisse Baldisseri, coordinatore Ville Castelli Dimore, un'aggregazione che propone al turista e al viaggiatore più possibilità e più opportunità per scoprire in modo originale il nostro Veneto. Una enorme varietà di offerta, non solo turistica ma di apertura al pubblico, perché le ville sono delle case che oggi sempre di più tendono ad aprire le porte al visitatore, al viaggiatore e al turista, ognuna con la sua declinazione. Quindi abbiamo delle case albergo, abbiamo delle case che sono delle case un po' di dimensioni più piccole che offrono servizi differenti, abbiamo luoghi che sono solo luoghi della cultura, quindi con un'offerta puramente museale. Se pensiamo all'estensione territoriale del fenomeno che rappresentiamo, che parte dalle Dolomiti, arriva al delta del Po, parte dal Garda, arriva a Venezia, le opportunità sono sempre molto molto varie, perché abbiamo ville che sono cantine, abbiamo ville che hanno wellness o altre offerte, e spesso integrate con il territorio.
La dimora storica non è in concorrenza con nessun tipo di attività turistica sul luogo, perché molto spesso hanno una dotazione di camere che è inadeguata ad ospitare i flussi che vogliono visitarla e si situano nel 92% dei comuni veneti, quindi praticamente ogni comune ha una dimora storica, ed che è spesso il motivo principale per la visita di questi luoghi un po' più lontani rispetto alle grandi città o alle destinazioni turistiche più gettonate, che possono avere una funzione molto importante anche in ottica futura per distribuire i flussi, per raccontare in modo diverso e più autentico il luogo in cui abitiamo. Le ville venete possono essere l'emulsionante del Veneto come Land of Venice.